Ben ritrovati a questa puntata live di Un caffè con l'esperto. Questo è il terzo appuntamento e cresce sempre più l'attesa verso questo format inedito. Vi ricordo che Un caffè con l'esperto ha due format ben precisi. Uno si registra presso il Caffè Pedrocchi qui a Padova ed è un format televisivo, e questo invece è il format social, legato più all'attualità e di conseguenza con la possibilità anche di avere più ospiti collegati con noi. Questa è una formula che sta piacendo parecchio. Vi anticipo già gli ospiti di questa puntata. Intanto vi anticipo il focus della puntata. Noi parleremo di scuola e di lavoro. Naturalmente due temi molto, molto caldi e che hanno visto una gran parte degli italiani coinvolti in queste vicende post-Covid. E lo faremo con due ospiti, in particolar modo per quanto riguarda la scuola. Saranno Serenella Salomoni, psicologa e psicoterapeuta, con la quale indagheremo un po' l'aspetto psicologico di questa vicenda, con Claudia Belleffi, che è docente e giornalista, e quindi sentiremo il punto di vista dell'addetto ai lavori per quanto riguarda la famosa DAD, ovvero la didattica a distanza. Poi avremo anche due testimoni d'eccezione, due ragazzi che in questo momento stanno affrontando gli esami di terza media. Uno probabilmente, anzi, l'ha già affrontato l'esame di maturità, questa maturità storica e inedita. E giustamente abbiamo colto l'occasione per invitare, ci ha fatto molto piacere che abbia aderito al nostro invito, l'assessore Elena Donazzan, che è appunto assessore all'istruzione, alla formazione, ma anche al lavoro. E qui si apre la seconda finestra del nostro appuntamento quotidiano e affronteremo appunto la post-Covid e le problematiche legate al lavoro, alla perdita del lavoro per molti italiani purtroppo in questa situazione, e lo affronteremo sia con l'assessore Donazzan e anche con Paolo Zabeo, che appunto ha il suo punto di vista molto particolare e anche professionale, in quanto è coordinatore del centro studi della CGA di Mestre. Si collegherà con noi più tardi. Ma inviterei subito Serenella Salomoni, che vedo collegata. Intanto volevo Ciao Serenella, permettimi solo questo, avete visto che è una location diversa rispetto alle altre volte, perché questa sarà una costante un po' di questa trasmissione. Cercheremo di essere un po' on the road, andremo un po' in giro. E oggi siamo ospiti dell'amico fotografo Luigi Pietro Scantamburlo, quindi lo ringrazio in apertura. Cara Serenella, allora, intanto affrontiamo subito un tema specifico che riguarda questa didattica a distanza. Dopo sentiremo i testimoni diretti e capiremo se ha funzionato, se non ha funzionato. Da te invece voglio capire come possa aver inciso sulle abitudini, sul comportamento, sulla realtà di questi studenti, di questi ragazzi, ma soprattutto anche del corpo docente, dal tuo punto di vista. Ma sai, quello che ho sentito io tra pazienti e amici e persone dipende molto da come viene preso. Dunque, dal punto di vista dei docenti, c'erano anche dei docenti che hanno faticato molto a mettersi in questa situazione perché non erano esperti, non lo sapevano fare. Io credo che sia una cosa che è capitata, e quindi probabilmente i ragazzi, quelli che avevano la possibilità di avere il computer, di potersi collegare, di poter parlare anche tra di loro, credo che per loro sia andata anche abbastanza bene. Certo che non è una situazione facile dal punto di vista psicologico, sia per i docenti sia per i ragazzi è molto pesante, perché non c'è più quella costante di tutti i giorni, da quell'ora a quell'ora ci troviamo, è un ambiente per la scuola, nella scuola, quindi hanno dovuto rivoluzionare tutta una serie di pensieri, di atteggiamenti, di proposizioni che non sono facili da cambiare. Allora cerchiamo di capirlo alcuni ragazzi di più. Cerchiamo di capirlo subito proprio dalla diretta testimonianza. Abbiamo una docente, ovvero Claudia Belleffi. Benvenuta Claudia. Grazie, buonasera. Allora, hai sentito Claudia cosa ha appena raccontato Serenella? Disse, ma tu come l'hai vissuta? Ma vi dico, c'è stata una mobilitazione immediata da parte del coordinatore didattico e di noi docenti nel tentare di incontrare subito i ragazzi per quanto possibile a livello virtuale. Cioè, appena saputo che scuola non si poteva più fare,
subito abbiamo tentato di creare il contatto con i ragazzi, sia per capire che cosa stava succedendo effettivamente, qual era la percezione da parte loro di questa cosa terribile, straordinaria al tempo stesso che ci è capitata, sia per provare a fare un nuovo modo di scuola. Cioè abbiamo cambiato il nostro fare scuola. Scuola non si è più fatta dentro un'aula, scuola si è fatta attraverso un video, entrando nelle cucine, nelle camere da letto, nei salotti dei nostri ragazzi, incontrando cani, gatti, nonne che ogni tanto passavano attraverso il video. Non è stato facile, perché poi a noi docenti è stato chiesto di reinventarci completamente e improvvisarci nella didattica digitale. Allora, teniamo conto che ci sono persone che fanno master in didattica digitale, che studiano anche 3 anni prima di un approccio serio agli studenti attraverso la didattica digitale. Noi abbiamo tentato di contattare a livello digitale i nostri studenti, chi più, chi meno, con le competenze che ognuno di noi, in base all'età, in base al proprio background, aveva da poter spendere. Senti, ma pare un po' brutto dare dei numeri, no? Ma se volessimo realizzare una sorta quasi di calcolo percentuale, quanti tra gli insegnanti, intanto io ti ho dato del tu perché insomma sei anche giornalista, quindi tra colleghi, perfetto. No? Ecco. Allora, quanti tra gli insegnanti, secondo te in percentuale, erano preparati per questo salto nel vuoto del digitale, e quanti tra invece gli alunni? Allora, io non ho i numeri sotto mano, mi viene anche una risposta un po' provocatoria, cioè quanti tra noi insegnanti siamo pronti ad un cambiamento anche solo di sussidio, non solo di strumento, cioè qui non è solo questione del digitale o non digitale, ma di come vogliamo vivere la scuola. Io ho visto, e parlo per la mia esperienza, io insegno al Liceo delle Scienze Umane Maria Ausiliatrice, ho visto una ventina di docenti di età diverse che da mattina a sera hanno scelto di rimboccarsi le maniche per stare accanto ai ragazzi. Ho visto la mia vicina di casa straordinaria che insegna ad una classe di prima elementare ad Albignasego, che addirittura lavorava il sabato pomeriggio per poter innescare una relazione, un contatto, una lezione con i propri bambini, proprio perché il sabato pomeriggio era l'unico momento in cui entrambi i genitori erano a casa e potevano supportare il bambino dal punto di vista tecnologico. Ho visto mia sorella, che insegna in una scuola dell'infanzia, preparare delle video lezioni con laboratori che poi le nonne, le zie e le mamme hanno riproposto ai nipoti, ai figli durante la settimana. Quindi veramente, qual è stato uno dei grandi problemi? Il problema è, ad esempio, delle connessioni. Io avevo studenti che mi dicevano: prof, non so quanto regga, quindi improvvisamente sparivano. Ragazzi che già in presenza fanno fatica ad esporsi e che spesso si presentavano a lezione a monitor spento. Perché sì, perché non è semplice per tutti. Beh, a noi lo dici, Vito, cioè anche noi abbiamo, voglio dire, incontrato qualche piccolo inghippo per la diretta di oggi, ma diciamo che siamo stati costretti obtorto collo, direbbero i latini, insomma, ad entrare nel mondo del digitale. Questo era quasi inevitabile. Sì. Ecco, a proposito, lo spunto ci viene direttamente dalla regia, no? Prima si parlava di strane incursioni mentre c'erano i collegamenti con i ragazzi a casa, quindi classi vuote e case piene, questo è un po' il tema che vorremmo affrontare ora, e lo vorrei affrontare anche cercando di coinvolgere un attimo anche i 2 ragazzi che sono collegati con noi, che sono Riccardo Zampieri, vediamolo qua, ecco, molto tenebroso il buon Riccardo. Ciao Riccardo. Ciao, problemi di luminosità. Beh sì, ma non preoccupate Riccardo, fa sempre un certo fascino. Allora, e poi dovremmo avere collegato anche l'altro ragazzo che è eccolo qua. Buonasera. Ecco, è Matteo Girardi. Zimoli, sì, è giusto l'accento? Girardi va benissimo. Grazie. Matteo Girardi, va bene, che tutte e 2 categoria studenti. Allora, naturalmente Riccardo sta affrontando gli esami di terza media, mentre Matteo, tu hai già superato la maturità?
Affrontata ieri mattina. Ah, allora andiamo su Matteo subito. Scusami, perdonami Riccardo, che andiamo subito sul pezzo. Allora, Matteo, com'è stata? Tu sei consapevole che sei entrato nella storia? Sfortunatamente sì, nel senso che mi è dispiaciuto abbastanza dover affrontare questo tipo di maturità, perché comunque sostanzialmente il percorso dei 5 anni è stato quello di cercare a fin fine di prepararsi per quella che era la maturità classica, se così vogliamo definirla, seppur l'anno scorso fosse stata già rivista e modificata. La maturità di quest'anno è stata sicuramente particolare, non mi è dispiaciuta, nel senso che sono una persona a cui parlare piace, a cui cercare anche dei collegamenti in generale piace, esporsi piace, quindi a me personalmente è piaciuta. Chiaro che poi bisogna valutare le singole condizioni di ogni studente, di ogni persona. Ci sarà chi preferisce scrivere, chi trova meno difficoltà nella scrittura e chi trova più ansia magari nel parlare in pubblico e nell'esporsi. Ma come scusami Matteo, ma com'è stato questo ritorno a scuola? Cioè, nel senso, che tipo di misure di sicurezza sono state usate? Cioè, come mascherina, non mascherina, distanziamento? Raccontaci un po'. Per quanto concerne la sicurezza, all'interno dell'Istituto Barbarigo, io sono uno studente e rappresentante dell'Istituto Vescovile Barbarigo, sono state adottate tutte le precauzioni. L'esame si è svolto con una distanza di circa 2,5 metri tra ogni docente e lo studente. La mascherina è stata adottata, quindi noi studenti abbiamo dovuto utilizzare la mascherina, così anche i professori. Prima di entrare in classe era obbligatorio disinfettarsi le mani con il dispositivo igienico predisposto dalla scuola e nell'attesa dell'esame potevano entrare all'interno dell'istituto solamente una persona e il proprio accompagnatore e bisognava aspettare la fine dell'esame precedente all'interno di uno spazio predisposto che permetteva appunto il mantenimento delle distanze sociali. Ecco. Quanto è durato il tuo esame? Un'ora esatta, 1 ora e 5 più o meno. Esatto, come da disposizioni ministeriali. Sentiamo Riccardo. Riccardo, invece tu l'esame ce l'hai, la tesina credo tu la debba presentare il 30 giugno o sbaglio? Il 24. Ah, il 24, perfetto, il 24. Allora non ti tratterremo più di tanto, perché so che sei impegnato nello studio. Ti volevo chiedere, Riccardo, come avete vissuto, visto che tu hai un'età diversa rispetto a Matteo, come avete vissuto tu e i tuoi coetanei questa costrizione, cioè questo essere appunto in questa condizione di classi vuote e case piene, in buona sostanza? Vabbè, all'inizio è stata una novità molto bella, perché fare lezione a distanza è appunto una novità e quindi ci stimolava nello studio, ma man mano che andava avanti questa situazione si è spento sempre più l'entusiasmo e quindi insomma, è subentrata l'abitudine, insomma. E sì. all'inizio ti capitava di avere i genitori in classe? Cioè, nel senso che erano in casa con te, quindi è come avere i genitori in classe? Molto spesso, non proprio nella stessa stanza, ma comunque molto vicini, sì. E questo ti creava imbarazzo oppure no? Un po' imbarazzante, perché comunque avere i genitori in classe non è una cosa proprio normale, però dopo un po' ci ho fatto l'abitudine. Ok, senti, è accaduto qualche episodio curioso mentre c'erano questi collegamenti, queste connessioni che saltavano? Proprio oggi leggevo di una notizia molto curiosa. C'è stato a proposito di esami online, una tua coetanea che sta appunto facendo l'esame di terza media, non riusciva a connettersi e di conseguenza il prof le ha portato il cellulare a casa direttamente per poter fare la connessione. Questo pensate un po', è accaduto in Sicilia, se non vado errato. Quindi problemi di connessione ci sono stati spesso tra i tuoi, chiamiamoli compagni di classe a distanza, oppure la cosa è stata abbastanza fluida? A volte i problemi di connessione c'erano quasi tutte le ore, comunque i soliti 2 o 3 che avevano sempre il computer che non era proprio potente, quindi non supportava la lezione, e quindi i problemi di connessione c'erano, ma per la maggior parte delle volte riuscivamo a fare lezioni tranquillamente.
Ecco, torniamo a Claudia e anche a Serenella. Ecco, Claudia, questi problemi di connessione, cioè quindi siamo pronti eventualmente per fare in modo che tutto questo esperimento a cui siamo stati costretti, no, della DAD, della didattica a distanza, possa essere ripreso in futuro o dobbiamo digitalizzare il paese prima? Forse sarebbe da digitalizzare il paese prima. Ci sono stati degli istituti, penso anche alla mia stessa scuola, noi abbiamo imprestato dei computer di scuola a famiglie che magari non avevano sufficienti dispositivi per garantire 3 video lezioni in contemporanea in una stessa casa. Ci sono stati bambini completamente esclusi dalle elementari dalla DAD perché non arrivava, cioè non avevano il wifi, ad esempio i giga erano esauriti in famiglia. Quindi sì, una fetta. Esatto, questo è un problema. Sì, allora mi viene in mente una cosa, Serenella, ti coinvolgo. Allora, i ragazzi, ai miei tempi si andava tutti con il grembiule e avevamo una bella asola davanti, eravamo tutti uguali, sotto il grembiule insomma, era molto democratico, nel senso che non si creava un distanziamento, come dire, di classe sociale se non per altre vie, insomma. Invece gli studenti, gli scolari più recenti, ognuno va a scuola vestito magari più o meno alla moda, e già questo può creare dell'imbarazzo, no, tra ragazzi e ragazze. A maggior ragione, penso, l'imbarazzo nel non avere come dire, un dispositivo tecnologico adeguato per partecipare alla didattica a distanza. Questo secondo te può aver influito sulla psiche dei ragazzi, dei bambini coinvolti? Beh, sai, sicuramente sì, come non avere le scarpe uguali della stessa marca, come non avere il giocattolo come ce l'ha il mio amico, quindi le differenze sociali si vedono anche in quello. E quindi potrebbe essere qualcosa che indubbiamente gli fa capire che ci sono delle differenze sociali che influiscono positivamente o negativamente nella loro formazione, ma specialmente credo che ci sia il senso dello stare insieme, capisci? Perché anche da un punto di vista di computer, diciamo, il fatto di tenerli insieme, di che questi docenti, io ho sempre detto, per quello che riguarda i maestri, i docenti, i professori, che sono fin troppo bravi, che dovrebbero essere pagati il doppio e dovrebbero essere istruiti il doppio. Cioè noi purtroppo non ci rendiamo conto che la scuola e i docenti formano i nostri figli. Per cui è importantissimo quello che viene fatto, e adesso al tempo del Covid, e se ci sarà di nuovo, i ragazzi devono avere la possibilità di trovarsi, di vedersi, di poter stare tutti insieme e nella stessa maniera. Queste cose dove uno c'ha il computer che non funziona perché non c'è la connessione, l'altro perché c'ha la wifi che non funziona, anche quello non va bene, perché già purtroppo questo Covid ci ha messo in situazioni di lontananza che sicuramente da un punto di vista psicologico per grandi e per piccoli ha creato del disagio. In più ci mettiamo anche la scuola, adesso la scuola sta finendo, però in settembre-ottobre ricomincia. E come sarà? E come Dobbiamo essere preparati. Adesso a questo punto abbiamo sentito il corpo docente, è arrivata una domanda nel frattempo, come fanno da parte di Lisa, come fanno quei genitori che hanno più figli che devono seguire le lezioni contemporaneamente, intendo con la disponibilità? Certo, vedi? Allora Claudia, come fanno? Come fanno? Come fanno? A turno, faranno a turno, questo è un problema grosso e grande che ci siamo posti. È difficile anche riuscire a diciamo coordinarci tutti, perché veniamo da classi di ordine diverso ed esigenze diverse, ma è un grandissimo problema questo. Sentite, allora a questo punto è arrivata un'altra domanda da parte di Patrizia, domanda per gli studenti. Allora, cari studenti, questa è una domanda per voi. Avete mai avuto la tentazione di copiare vista qua immagino, visto il fatto che non eravate, come dire, con il fiato del professore sul collo? Sentiamo un po', chi risponde per primo? Matteo, vuoi rispondere tu? Va bene, volentieri. Innanzitutto volevo rispondere prima
a livello di tecnologia scolastico. Allora, sicuramente per quanto riguarda il mio istituto non c'è stato questo problema, nel senso che già prima della situazione di emergenza a causa Covid, il Barbarigo adottava un sistema tecnologico molto avanzato, infatti ogni studente ha a disposizione sostanzialmente una mail personale scolastica. Ecco, con la quale chiariamo un attimo che l'Istituto Barbarigo è un istituto privato, no? Quindi sì, appunto. Afferisce anche una certa utenza. Questa è importante sottolineare. Pur riconoscendo che il Barbarigo è sempre sul pezzo, perché lo è. Certo. Però ecco, sarebbe auspicabile, caro Matteo, che tutti gli istituti, soprattutto quelli pubblici, si dotassero in buona sostanza dello stesso protocollo, cosa che pare un po' difficile, ma tra un po' lo chiederemo direttamente all'assessore Donazzan. Riccardo, tu hai avuto mai la voglia di fare un po' il furbetto, visto che comunque eri a distanza? La tentazione c'è stata, ma ho cercato di resistere, sapendo che comunque l'anno prossimo avrebbero tenuto conto di questa situazione e comunque i voti sarebbero stati più buoni. Quindi comunque anche con un minore impegno avremmo avuto voti normali. Bene, certo, Claudio, che tu hai trovato due studenti eccellenti, quindi avrei voluto vedere se tu avessi trovato almeno uno dei due un po' così. Invece li hai trovati bravissimi. Uno che viene dal Barbarigo, l'altro che voleva copiare però non l'ha fatto. Tra l'altro Matteo anche durante l'emergenza si è distinto anche per aver fatto del volontariato e riesce a ricordarsi veramente in 30 secondi, Matteo, di cosa ti sei occupato durante la fase appunto del lockdown? Certo, volentieri. Durante la fase del lockdown sono stato volontario assieme alla comunità di Sant'Egidio per portare le spese sostanzialmente settimanali alle famiglie che non possono permetterselo e chiaramente insieme alle famiglie che solitamente si rivolgono a Sant'Egidio, durante il lockdown si sono aggiunte chiaramente delle famiglie che sostanzialmente a causa delle condizioni economiche attuali non potevano permetterselo, comunque erano in difficoltà e quindi hanno chiesto un ausilio a Sant'Egidio, Ecco, questa è una cosa interessante e anche dolorosa, nel senso che sono aumentate in maniera veramente significativa il numero di famiglie, quindi nuclei familiari di persone che si sono rivolte a comunità tipo questa, appunto, appena citata da Matteo. Adesso però io mi vorrei collegare, tanto saluto Riccardo, grazie Riccardo per aver partecipato, perché so che devi tornare allo studio. In bocca al lupo, Grazie. Ma ecco, vedi, molto, molto distinto, molto formale. Tra l'altro Riccardo è un musicista bravissimo, quindi ne sentiremo parlare. Allora, vediamo un po' se riusciamo a collegarci con l'assessore Donazzan, se abbiamo la possibilità di avere il collegamento. Posso aggiungere velocemente prego, mentre attendiamo. Benvenuta l'assessore. Salve, bellissima l'esperienza di Matteo, bellissima. Noi abbiamo avuto proprio l'impressione che comunque in questo tempo di pausa scolastica i ragazzi sono riusciti a crescere comunque. Cioè arrivare dopo 2 mesi a sentire ragazzini che di solito anche, non so, fanno i simpaticoni in classe, quando possono evitano di venire a scuola, dirci questa non è la vera scuola, noi vogliamo tornare a scuola e fare scuola, credo sia stato un bellissimo passaggio, perché la scuola è fatta di relazione essenzialmente, non è solo una trasmissione di conoscenze. È creare relazioni e i nostri ragazzi, come anche Matteo, sono riusciti a ritagliarsi degli spazi e dei tempi, ma anche delle occasioni per riflettere a cosa sta capitando in questo mondo e come in un certo senso poterlo cambiare facendo anche delle azioni straordinarie come quelle di volontariato che ha fatto anche Matteo. Allora, caro assessore o assessora? Perché assessora, secondo le leggi giornalistiche. No. Ci crede. Io sono una purista della lingua italiana
E quindi No, purista della lingua italiana, l'italiano è una lingua meravigliosa. Assessore, il ruolo, io sono evidentemente una donna, ma il ruolo è quello, assessore, perfetto. istruzione, formazione e lavoro, anche se ci fosse un uomo sarebbe assessore, ecco. Va bene, allora, caro assessore, intanto andiamo subito al nocciolo della questione, perché è emersa durante la chiacchierata di poco fa con gli altri ospiti. Sì, l'ho seguita, non volevo disturbare, ma l'ho seguita tutta. Ci fa molto piacere. Allora, quando saranno fornite queste benedette linee guida per la riapertura delle scuole? Visto che lei è un osservatorio privilegiato, magari ci dia una parola di conforto. No, non ce l'ho una parola di conforto, mi trovate anche abbastanza risentita, perché io trovo incredibile che ad oggi, cioè il 18 di giugno, non ci siano ancora delle linee guida chiare. Le regioni peraltro su proprio spinta della regione del Veneto, e quindi da parte nostra un lavoro veramente molto serio di provare ad elaborare a partire dal documento del Comitato Tecnico Scientifico, che è un comitato di supporto alla Protezione Civile Nazionale. Abbiamo provato ad elaborare qualche cosa che fosse realizzabile, perché non si può pensare solo di fare della teoria. Queste linee guida approvate da tutte le regioni e quindi fatte proprie dal sistema delle regioni sono state portate al Ministero dicendo: diteci cosa ne pensate, vediamo di fare in modo di avere chiarezza, perché poi i presidi, i dirigenti scolastici, tutto il personale deve sapere, gli enti locali devono sapere, no, quanto spazio, come, in che modo, perché non possiamo aspettare agosto per organizzare la scuola. Ed invece ancora oggi non c'è nulla. Non c'è ancora nulla. Ecco, io oggi ho seguito un po' il primo giorno di maturità di questi ragazzi, un po' per tutta la penisola. Allora c'è chi si è organizzato in maniera con delle strutture in plexiglass, mi pare che è accaduto qui in Veneto, insomma c'è il distanziamento, tutta una serie di procedure. Chi a Roma invece ha fatto all'aperto, addirittura si è visto che era una bella giornata, probabilmente anche ma guardi, posso dire una cosa proprio semplice, perché altrimenti ci andiamo ad arrampicare anche noi sugli specchi, diventiamo tutti scienziati. Io no, faccio un altro mestiere. È tutto aperto oggi. È tutto aperto, sono aperti i ristoranti, i bar, da sempre i supermercati, sono aperti i centri sportivi, le palestre, qualsiasi. L'unica cosa chiusa è la scuola. Anzi, nella scuola ci ingegniamo per mettere qualsiasi protezione. Ieri sera, guardando la partita di calcio, io non guardo la partita di calcio, gli amici guardando la partita di calcio mi hanno fatto avere la fotografia dello schermo quando tutti si abbracciavano, straordinari. Il calcio è seguito dai ragazzi. Che messaggio stiamo dando? Che quello si può fare, anzi lì non c'è pericolo di fatto, d'accordo, perché sono sani, bene, e invece a scuola ci dobbiamo stare distanziatissimi, con la mascherina, il plexiglass, che cos'è sta cosa? A me pare solo che non si voglia prendersi la responsabilità, come invece abbiamo fatto noi in Veneto con la formazione professionale. Formazione professionale è l'assolvimento del diritto dovere non nella scuola dello Stato. Queste 2 settimane i nostri ragazzi e i nostri docenti sono in classe. Abbiamo aperto da almeno 3 settimane i laboratori, perché sono scuole della formazione professionale. Non posso pensare di derubricare metà anno al nulla, perché ovviamente il laboratorio fai fatica a farlo, eppure si sono ingegnati, si sono veramente ingegnati i nostri docenti straordinari, ma abbiamo riaperto i laboratori e non si è ammalato nessuno, udite, non si è ammalato nessuno. Questo 3 settimane fa, e da 2 settimane sono aperte le classi, sono andati a scuola, sono andati a scuola perché con i loro docenti dovevano recuperare un rapporto umano, didattico, hanno recuperato qualche cosa e si stanno preparando per gli esami. Si poteva fare, non lo hanno voluto fare. Ecco, lei prima ha citato l'esempio, tra l'altro un esempio pessimo di ieri sera della partita che c'è stata della finale di Coppa Italia, a parte che c'è stata tutta una partenza anche un po' infelice con l'inno d'Italia, cioè addirittura chi lo doveva cantare si è dimenticato una parte del testo, insomma poi si è ripreso. Ma a parte questo... Terribile.
La cosa grave... No, è proprio terribile. Vabbè, la cosa grave, secondo me, è il pessimo esempio che è stato dato nel far vedere uno stadio, l'Olimpico, completamente vuoto, con questo effetto scenografico che simulava gli spettatori che non c'erano, per poi dopo vedere le immagini del post partita, dei festeggiamenti che sono stati in quel di Napoli, dove come dire, il banco è completamente saltato, cioè c'è stato proprio un festeggiamento stile Italia-Germania 4-3, ma all'epoca, io me la ricordo perché insomma ne ho goduto, nella visione di Italia-Germania 4-3 non c'era certo il Covid, e quindi ci siamo abbracciati liberamente e tranquillamente. Quindi questo aspetto della scarsa omogeneità sul territorio nazionale nell'affrontare anche certi temi è un aspetto che va decisamente affrontato in maniera precisa. Ma lei parlava poco fa che voi avete fatto delle proposte, no, al Ministero. Ce ne può anticipare qualcuna? Sì, noi abbiamo fatto il documento su cui si stanno basando, quindi i 2 metri quadri, il distanziamento diciamo i corridoi, come fare la ricreazione. Come affrontare ma cos'è, un gatto o una gatta? È un gatto, che ama molto la didattica a distanza. Guardi, sono protagonisti della DAD dei gatti, perché bene. Comunque professoressa è capitato anche a me in una diretta come questa, con la gatta che si è messa poi con la parte meno nobile di lei, e quindi l'importante è che se mi permettete, l'importante è che non appaia il marito in mutande alle spalle, come è accaduto in qualche diretta. Allora, no, io sono qui a Veneto Lavoro, quindi alla sede istituzionale, assolutamente non c'è nessuno nudo. Allora, dicevo, queste sono le proposte che noi abbiamo fatto insieme. Come le abbiamo costruite? La parte della sanità del Veneto, che già aveva elaborato le diverse linee guida per tutte le attività, per riaprire tutte le attività economiche e commerciali, anche quelle sportive, e dall'altra gli assessori, la commissione nona è la commissione a cui partecipo anch'io, cioè gli assessori all'istruzione e formazione. Che cosa abbiamo detto? Meno regole possibili, cioè più chiare possibili, meno possibili, e cerchiamo di dire invece ai docenti che cosa deve accadere. Guardi, mi pare che oggi sia uno in particolare il tema, è quello di quanti metri quadrati, perché il Comitato Tecnico Scientifico sta un pochino inducendo in errore chi legge, quindi ci sarà bisogno di un'interpretazione, immagino, sulla distanza testa a testa. Questo riguarda, guardate, sembra una cosa su cui sorridere, ma no, perché poi le responsabilità le devono prendere i dirigenti scolastici. Ma testa a cattedra, testa a testa, cosa vuol dire lo spazio, i 2 metri quadrati o i 2 metri lineari? Sono due cose completamente diverse. Teniamo conto che il decreto ministeriale del 75, quello che oggi ci dice quanto grandi dovrebbero essere le aule, ci dà già dei parametri di questo tipo, quindi non è fantascienza, è che abbiamo bisogno di un numero, di un dato, di riferimento. Ma però mi viene da dire, ma da febbraio, cioè da quando abbiamo chiuso le scuole del Veneto il 27 febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, poi chiediamo ai nostri ragazzi di essere preparati, ma io boccio tutti quelli che dovevano lavorare su questi temi, perché non l'hanno fatto. Assessore, le faccio una domanda. Allora, per quanto riguarda io ho visto dei servizi che di come altre nazioni stanno affrontando il problema del ritorno a scuola dei bambini più piccoli soprattutto, no? Allora, vedo che in Cina vengono proposte le classi con i banchi distanziati, ma con il plexiglass, no? Con questa specie di box, insomma, che contengono i bambini. In Giappone, invece, i bambini sono sempre distanziati, ma invece di essere costretti in un box hanno la classica visiera in plexiglass, quella che usano determinati operatori sanitari anche, ad esempio. Lei, così, potendo scegliere fra le due soluzioni, su quale si muoverebbe o ne ha una terza da proporre? Ma no, ma nessuna delle due. L'evidenza scientifica che riguarda l'Italia riguarda però anche tutti i dati di rilevanza attorno a Covid-19, quindi un certo tipo di virus, questo che stiamo studiando, ci dicono che i bambini fino a 10 anni non vi sono rilevanze scientifiche.
E invece dall'altra parte, e questo sotto l'aspetto sanitario, cioè proprio sanitario della propria salute e anche dell'evidenza del contagio. Dall'altra parte però abbiamo un altro dato evidente che a me preoccupa molto, mi fa piacere ci sia anche la parte, diciamo, dei professionisti della psicologia, della pedagogia con noi questa sera. Perché? Perché c'è un dato che a me inquieta moltissimo ed è quello che mi sta ritornando in termini di nuove patologie, di bambini che stanno soffrendo, di regressione nell'apprendimento, nei comportamenti sociali, con picchi di paura nei confronti dell'altro da sé. Ora, pensare di portare a scuola, magari tra le scuole primarie o dell'infanzia, dei bambini blindati, non credo che sia una cosa da fare. Vediamo. Credo invece. Prego. Sì, prego, non volevo interrompere. No, stavo terminando dicendo, se l'evidenza del contagio è quella di oggi e ci saranno diversi scenari, io credo che si debba rientrare, come anche questa cosa per cui i bambini non possono essere toccati o abbracciati. Guardate, non so se vogliamo vivere in un mondo del genere. Io preferisco assumermi un po' di responsabilità in più e dire che non è che non esiste, dovremmo fare tutte le prescrizioni, ci laveremo meglio e di più le mani, alcuni comportamenti e abitudini sono modificate, ma fare dire a un bimbo che l'altro da sé è un potenziale nemico è un brutto vivere. È un brutto segnale anche per gli adulti, le posso garantire. Sentiamo Carla che ha una domanda per lei, vediamo se possiamo vedere. Non crede, Assessore, ci chiede Carla, anzi lei chiede Carla, che qualsiasi piano per una riapertura in presenza con distanziamento e quindi divisione delle classi presupponga una seria discussione sul numero di docenti necessari? Cosa rispondiamo? Ha ragione Carla in parte, è anche vero che proprio ragionando con l'ufficio scolastico regionale del Veneto è rientrata perché era direttore qui in Veneto 10 anni fa, la dottoressa Carmela Palumbo, che poi ha fatto un intenso lavoro al Ministero dell'Istruzione, donna di esperienza molto pratica. Proprio con lei stiamo lavorando su questo punto, cioè una volta che avremo una informazione certa sul tema del distanziamento, noi ragioneremo anche su di quanto sono formate le classi. Ad una prima ipotesi, lavorando sui 2 metri quadrati e la tipologia, diciamo, di media delle nostre scuole, vuol dire che in una classe, diciamo, da 27 ce ne potrebbero stare dai 15 ai 20. Che cosa succede degli altri ragazzi? Perché se una cosa si può fare con lo sdoppiamento quando parliamo di classi prime di ogni ciclo, perché stanno partendo, mi diventa molto più difficile quando stiamo parlando delle altre classi. E allora si sta lavorando invece su che cosa? Beh, intanto sull'utilizzo migliore degli insegnanti, del potenziamento. Voi ricorderete che con l'operazione di un governo Renzi, se non ricordo il secondo anno, credo, ci fu questo inserimento in ruolo di insegnanti, chiamati insegnanti con docenza di potenziamento. Queste figure sono rimaste più o meno utilizzate a fare piccole supplenze, peraltro in modo improprio, perché quasi tutti sono laureati in giurisprudenza, si vede che c'era stato un esubero anche della professione e quindi quel governo decise di fare questa operazione qui. Beh, oggi potrebbero tornare utili perché alcune materie come l'educazione civica, alcune anche interventi da parte del terzo settore, associazioni di volontariato oppure professionisti di altro come per esempio tutti i professionisti della cultura potrebbero venire a fare teatro, public speaking, insomma riuscire a gestire il gruppo classe in modo da non raddoppiare il numero dei docenti perché è non sostenibile per lo Stato, quindi mi faccio parte dirigente della cosa pubblica, non abbiamo i soldi per raddoppiare i docenti e soprattutto che cosa ne facciamo quando questo sarà finito, perché abbiamo una denatalità in corso pesantissima. Noi nei prossimi 10-20 anni avremo bisogno di meno docenti, purtroppo, non più docenti, quindi siamo nelle condizioni di assumere un mondo promettendo, perché poi nella pubblica amministrazione questo è l'errore e il vizio,
si assume per sempre, e quindi l'aspettativa di entrare nel ruolo per sempre è ormai nelle cose, è nelle persone, e quindi si può fare questo, credo che sia difficile. Allora, quindi dovremmo trovare una situazione di transizione. A proposito di amministrazione pubblica, poi dopo le chiedo intanto nel frattempo io saluto la docente Claudia Belleffi. Grazie, buon lavoro a tutti. Buon lavoro a tutti. Auguri a lei per gli esami. Grazie, infatti siamo sotto proprio. Grazie, buon lavoro, buona serata. Grazie Claudia. E volevo anche, prima di salutare anche Serenella, perché poi tra un secondo entra il prossimo ospite, che è Paolo Zabeo della CGA di Mestre. Serenella, ti volevo coinvolgere per l'altro ruolo che ha appunto il nostro assessore collegato, che è quello di occuparsi anche di lavoro. Ecco, questa paura di perdere il lavoro, che sarà secondo me uno dei malesseri più frequenti dei prossimi mesi. Cioè, come si può affrontare questo cambiamento così importante, che andrà a sconvolgere le abitudini di molte famiglie? Guarda, come si potrà affrontare non è facile, perché bisognerebbe interagire con queste persone e con delle rassicurazioni, vedendo persona con persona, intendo dire. Non possiamo sapere come andrà a finire, perché io vedo che le persone hanno molta paura, hanno paura del futuro, hanno paura non soltanto per il fatto del Covid come malattia, ma per il fatto di cosa mi succederà, come andrà a finire. Quindi io mi auguro soltanto che i nostri politici, tutti insieme, da una parte e dall'altra, al governo, all'opposizione, siano abbastanza presenti nel capire che tutti stanno soffrendo, e che questa sofferenza, specialmente per quello che riguarda le sicurezze, quindi il lavoro da un lato, la scuola da quell'altro, inciderà tantissimo, perché se una persona si deprime non riesci mica a farla, oltre puoi trovare il lavoro, ma se è depressa non lavora. Quindi dobbiamo effettivamente avere una presenza di spirito che sia quella di dare un po' di sicurezza con le parole, con i fatti. Con i fatti soprattutto. Allora io ringrazio Serenella Salomoni e ci risentiamo. Grazie a voi. Alla prossima puntata. Nel frattempo invito Paolo Zabeo, che dovrebbe essere appunto in collegamento. Eccolo qua dalla sede della CGA di Mestre. Benvenuto Paolo. Buonasera a voi. Coordinatore appunto del centro studi CGA. Allora, innanzitutto volevo riprendere una polemica proprio fresca, no? Pietro Ichino se ne è uscito insomma con una condanna nei confronti dello smart working per quanto riguarda i dipendenti pubblici, no? Statali. Dice, anch'io condivido. Dice secondo appunto Pietro Ichino, che tra l'altro ricordo è fondatore del Partito Democratico, quindi non è un estremista o un reazionario o un conservatore, per quanto mi risulti, insomma. Ecco, il buon Pietro Ichino insomma ha detto: ma mi risulta che molti dipendenti pubblici, non potendo appunto andare in ufficio ed essendo collegati solo in smart working, insomma è stata una vacanza quasi, pur mantenendo lo stipendio. Ecco, questa cosa ha fatto infuriare la ministra Fabiana Dadone, che appunto ha replicato parole irrispettose in ufficio 1 su 3. Bisogna capire poi se stava lavorando. Ma a parte questo, voglio dire che non vorrei fare della polemica inutile, e volevo sentire una battuta da parte appunto sia di Paolo Zabeo e anche dell'assessore in merito a questa polemica, che però va un attimo a puntare il riflettore su un aspetto, la differenza fra pubblico e privato, che vorrei affrontare a brevissimo. Prego. Ma credo che abbia sbagliato, nel senso che sono dichiarazioni forti e se non sono giustificate da dati e numeri mi sembrano anche del tutto, diciamo così, ingiustificati. Però c'è un problema, l'ha sollevato PromoPA Fondazione, che è un'istituzione che a livello nazionale segue, fa corsi di formazione di dipendenti pubblici, e dice che un'indagine è stata effettuata su una 50 di dirigenti apicali che partono dai ministeri e arrivano fino agli enti locali. Ebbene, da questo sondaggio risulterebbe che coloro che sono andati in smart working hanno abbassato circa del 30% il livello di produttività del lavoro ante-Covid. Quindi
Quindi è evidente che un problema c'è, non legato al fatto perché i lavoratori dipendenti non lavorano, ma perché ci sono problemi seri, nel senso che la stragrande maggioranza di queste persone ha il computer da casa e quindi magari non è a livello professionale, la rete è quella che è purtroppo, quindi ritarda praticamente la produttività e l'attività lavorativa, e quindi ci sono tutta una serie di problemi che in qualche modo devono essere affrontati. E ripeto, il problema non è il lavoratore dipendente pubblico, ma il problema è che il sistema di per sé oggi non consente un livello efficace e efficiente di attività da casa. Sono d'accordo, caro Paolo, hai centrato un po' il problema che questa famosa insomma ragazzi, quello di rendere più efficiente digitalizzazione. Esatto, già facciamo fatica a dire la parola, figuriamoci poi a metterlo anche in pratica. Assessore, lei invece cosa pensa di questa accusa di Ichino? Io ero una grande sostenitrice dello smart working, ho fatto anche delle iniziative in regione, ma insomma smart working nel senso vero, appropriato del termine, è parso invece un po' una soluzione in extremis perché eravamo in quelle condizioni lì, e quindi lavorare da casa non è smart working, sto a casa e cerco di fare qualche cosa. Io ho sostenuto nel tempo anche la formazione di quadri nell'impresa privata e anche in quella pubblica del lavoro agile, delle modalità di lavoro agile. Questa cosa che mi sta invece accadendo attorno è un'altra, e io credo che se ne stia approfittando, ma con due elementi di criticità. La prima è una ricaduta anche sul dato economico. Mi piacerebbe che la CGIA facesse questo ragionamento. Sei smart working, quindi non usi la macchina, non c'è la benzina, e quindi vuol dire che lo Stato non ha delle entrate, non vai a mangiare fuori, non fai colazione fuori e quindi il bar non ha la brioche, il caffè, non fai pranzo fuori, quindi la piccola ristorazione di quel genere no. Non esci e ti passi davanti a una vetrina e magari vedi che oggi ho lavorato bene, mi compro un profumo. Questa sta deprimendo assai proprio il piccolo commercio, che è già quello che ha sofferto moltissimo. Seconda cosa, nella pubblica amministrazione se ne sta approfittando. Lo dico perché voglio dirlo a voi, ma io c'è stata 2 settimane fa un'iniziativa, anzi, con un'iniziale petizione per chiedere al mio collega assessore al personale di fare tutto smart working. Vi immaginate? Stiamo parlando di un'amministrazione che poggia già rispetto a un momento di criticità su alcune garanzie. Qui sono lavoratori garantiti. Il grande dibattito, che io non ho letto le affermazioni di Ichino, sto andando invece su un tema che conosco abbastanza, non è tra dipendenti e non dipendenti, è tra lavoratori garantiti e lavoratori non garantiti, per cui anche il sistema di organizzazione del tempo della vita e del lavoro è diverso, la prospettiva di vita e di lavoro è diversa, le garanzie sono diverse ovviamente, e io vorrei ragionare di questo, che nella pubblica amministrazione si dica, dove sono tutti garantiti, si dica facciamo tutto smart working, è abbastanza offensivo in questo momento. Sì, io credo che insomma la cosa potrebbe anche destare delle reazioni non facilmente controllabili da parte dell'altra metà del cielo a cui lei si riferiva. E cosa ne pensate invece dello scontro in atto tra governo e Confindustria? Parto io? Prego, Assessore. Prego. Perché lei non può queste cose qua, le posso dire io, lei no. No, ma anche Paolo, secondo me. Parto con una battuta. Dica. No, non con una riflessione. Il ruolo dei corpi intermedi in questa fase ha avuto una battuta d'arresto. Dall'inizio dell'emergenza, a partire dalla distinzione per codici Ateco, si è visto un corpo intermedio molto debole nei confronti di che cosa? Ma di iniziative governative prive di ragionamento. E quindi io più che scontro con Confindustria credo che il ruolo di Confindustria sia quello di difendere i propri associati, ma meglio, dovrebbe difendere tutta l'impresa italiana. E quindi non è che si tratta di lesa maestà se viene criticato il governo, quale che sia, io insomma critico questo governo puntualmente nei contenuti e nel merito, perché credo che in questo momento non ci sia tanto una distinzione, non la vedo destra e sinistra, insomma è proprio un problema forse centro-periferia, dove non si comprendono le realtà, per me incapacità di dare risposte concrete e reali, quindi io mi occupo di lavoro e necessariamente devo fare i conti con questo. Il ruolo del sindacato, in questo caso dei datoriali, è un ruolo giusto, legittimo, deve essere da pungolo.
Mi ero stupita del silenzio più che della critica. Sentiamo invece un corpo intermedio che non è assolutamente, rimasto muto nell'ultimo decennio, anzi ha fatto sentire la propria voce, ovvero la CGIA di Mestre. Che cosa rispondi? Qual è la tua riflessione, Paolo, in merito? Che è evidente che il nuovo presidente ha la necessità anche di dare un cambio di passo rispetto a questi ultimi 2 o 3 anni in cui mi pare di capire, insomma, la linea che è stata condotta dal governo è stata da Confindustria è stata di basso profilo. È evidente che lui vuole dare una sterzata, ha la necessità di dare una risposta, è un imprenditore lombardo, per cui sicuramente la base è molto arrabbiata nei confronti di questo governo, che ha messo in campo anche delle misure importanti, significative, ma di fatto le cose non stanno praticamente arrivando ai cittadini, non stanno arrivando alle imprese, perché appunto la cassa integrazione fatica ad arrivare, il credito alle imprese arriva con il contagocce, ci sono tutta una serie di questioni aperte e questi si mettono assieme, hanno deciso di fare questa manifestazione di distrazione di massa, io la chiamo, nel senso che attirano l'attenzione su di sé per 10 giorni, nascondono sotto la polvere tutta una serie di problemi che non sono in grado di risolvere, e quindi ha preso la palla al balzo ad attaccare. Ecco, noi non abbiamo preso la palla al balzo, ma abbiamo quasi perso. Eccolo qua, ci sei. C'è stato un attimo in cui è andata via la voce. No, credo che abbia sbagliato nelle settimane scorse quando ha affermato che questo governo rischia di fare peggio del Covid, insomma, sia stata una battuta infelice, perché per carità, insomma, questi possono essere degli incapaci, non essere in grado di governare, hanno dimostrato tutta una serie di limiti, ma insomma le parole bisogna anche misurarle quando si ricopre un ruolo istituzionale importante. Però ieri nel confronto credo che sia stato molto corretto, insomma, sta anche nella dialettica, insomma, tra le parti sociali, qualche volta andare sopra le righe, sempre nel rispetto degli interlocutori, ovviamente. Sì, d'accordo. E a proposito, la convocazione degli Stati Generali per alcuni è stata definita anche quasi una sorta di marketing politico, come ad esempio appare marketing politico questa trovata della cassa integrazione rapida, no? Questa, che poi rapida non sembrerebbe, perché proprio stamattina sentivo un dibattito di un esperto il quale diceva che, insomma, fatti un po' i conti, il tempo in cui si chiede la documentazione alle aziende, la documentazione arriva all'INPS, poi l'INPS risponde, insomma, alla fine convocando pur la cosiddetta cassa integrazione rapida oggi, il risultato si avrà comunque a settembre. 30 giorni. Ecco, poi c'è il tempo di risposta, insomma si va un po' alle calende greche, e quando dico greche già tremo perché penso alla situazione. Vabbè, detto questo, un'accusa che veniva fatta alle regioni, e qui mi rivolgo a lei, Assessore, è che sembrerebbe che le regioni abbiano, come dire, remato contro, no? Perché erano una delle situazioni intermedie per procedere alla cassa integrazione, e pare che la Lombardia, insomma, abbia tardato a dare i risultati. Il Veneto come si è comportato, Assessore? In maniera responsabile e anche molto seria, ma il problema l'avevamo sottolineato, guardi, dal primo giorno, cioè dal primo Cura Italia, quindi con solo le regioni Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, poi 15 giorni dopo chiusura di tutto, e quindi il decreto Cura Italia, il secondo insieme al primo, quindi il 9 marzo, 18 marzo, ci dicono cassa integrazione, ammortizzatori garantiti per tutti, e cominciano a quella fantasiosa operazione. Io ebbi modo di dire che stavano sbagliando l'ammortizzatore, perché non c'era la necessità di fare accordi, trattative, erano chiuse per decreto quelle aziende, quindi non c'era. Quando si fa un ammortizzatore sociale c'è una parte rilevante di controlli, è un controllo tra le parti, perché deve esserci l'accordo su quante persone, perché, cioè qual è la causale di quell'ammortizzatore, poi viene passato a soggetto altro, quindi in questo caso l'INPS, o per la deroga le regioni, e queste devono fare una valutazione nel merito. Era lo strumento sbagliato, perché cosa c'era da argomentare? Che causale? La causale era una sola, Covid-19. Allora io dissi, guardate, state sbagliando, secondo me lo strumento deve esserci un unico ammortizzatore, cosa, una sorta di ammortizzatore universale, oppure fate un'altra cosa, dateli all'Agenzia delle Entrate che vadano direttamente sulle aziende che sono chiuse per lockdown, quanti dipendenti X, quanto copertura ho Y,
e faccio in modo che ci sia uno stipendio ridotto pagato direttamente dall'impresa. Non avremmo avuto nessun tipo di ritardi. Però non c'erano i soldi, questa è la verità. Esatto. E quindi si sono inventati uno strumento spurio, uno strumento che poteva andare bene quando gestimmo le casse integrazioni inventando la deroga, perché nasce dal Veneto, con al tempo il ministro era Maroni e il sottosegretario Sacconi. Noi si studiò quello strumento che serviva soprattutto per coloro che non avevano copertura del mondo dell'artigianato, per cui insomma mi fa piacere che ci sia la CGA qui stasera. Quello era uno strumento per quel tempo, non si può rieditare 10 anni dopo uno strumento di quel tempo, pensato per quel tempo. Quindi il fallimento è stato dalla mancanza di consapevolezza e, perdonatemi, di conoscenza da parte di questo ministro e del suo staff. Bene, sentiamo con invece... l'Inps in testa, nazionale, perché l'Inps regionale ha lavorato molto bene. Senta, allora, intanto adesso cedo la parola a Paolo Zabeo per capire anche il suo punto di vista su questo tema. E nel frattempo lei, che la vedo bella combattiva, caro assessore, ecco, voglio sapere cosa immagina di questo, perché sono prove tecniche di esautoramento delle regioni, no? Adesso vi hanno cominciato a sottrarre la competenza sulla cassa integrazione, magari tra un po' forse anche quello sulla sanità. Chi può sapere mai? La cassa integrazione... Ci penso un attimo, la tengo un attimo bella calda, bella tosta. Paolo, allora, invece tu cosa pensi di questa manovra sulla cassa integrazione? Un altro problema, l'hai accennato prima, il mancato finanziamento di queste benedette banche. Insomma, che cosa c'è che non va veramente e che cosa si potrebbe fare? Qualche soluzione proprio basica da suggerire a chi ci amministra? Allora, ovviamente nessuno ha la bacchetta magica che è in grado di risolvere problemi che sono incancreniti nel tempo. È evidente che in questa fase drammatica, perché negli ultimi 3 mesi abbiamo avuto una situazione veramente drammatica, la macchina pubblica nel suo complesso non ha reagito come doveva reagire, non è riuscita a dare una risposta che ci attendevamo, e quindi ecco che si sono innescati tutta una serie di problemi, oltre alle questioni strutturali che affliggono la pubblica amministrazione. Però anche qua c'è molta ipocrisia e soprattutto poca responsabilità, nel senso che tutti noi, o meglio soprattutto anche la fonte governativa, ci stanno dicendo noi dovremo intervenire, semplificare, rendere la pubblica amministrazione più efficiente, più efficace, per dare risposte. Però non più tardi di 15 giorni fa, non 15 mesi fa o 15 anni fa, ma 15 giorni fa, hanno approvato un decreto rilancio, 266 articoli che diventeranno operativi con 103, ripeto, 103 decreti attuativi. Allora è evidente che il problema è al manico e non è praticamente nella parte finale perché è evidente che il problema sta a Roma, il problema sta a chi fa delle leggi che sono illeggibili, indecifrabili, scritte da burocrati, da tecnocrati che di realtà, di problemi reali non ne sanno alcunché, e quindi poi innescano dei meccanismi tali che non sono più districabili e portano al risultato che metà delle imprese che hanno fatto richiesta del credito, pur avendo avuto l'opportunità ma non ce l'hanno ancora, buona parte, fino all'altro ieri o quasi, buona parte di lavoratori dipendenti non avevano ricevuto la cassa integrazione, e si continua ad avere una pubblica amministrazione che balbetta, che non dà le risposte che dovrebbe dare di fronte a una situazione così grave e così difficile. Quindi è evidente che in qualche modo bisogna intervenire, come facendo cosa? Delegificando, cioè semplificando il quadro normativo, scrivere leggi in maniera leggibile, perché invito tutti a leggersi l'ultimo decreto di rilancio per capire se capisce qualcosa. Di fatto non è capibile, figuriamoci come fa ad esempio anche un dipendente pubblico, un funzionario, un dirigente, poi mettere in pratica ste robe, se addirittura per rendere operativo ci vogliono 103 decreti attuativi che probabilmente arriveranno nel giro di 2 anni. E purtroppo noi non abbiamo tutto questo tempo da perdere, non abbiamo tutto questo tempo da aspettare, perché la crisi si sta facendo sempre più pesante, perché probabilmente nei prossimi mesi peggiorerà, perché segnalo così in maniera dall'ultimo banco della classe che nel 2009, che è stato l'anno horribilis dell'economia del paese, allora il PIL scese di quasi 6 punti percentuali.
e in giro di 2 anni la disoccupazione a livello nazionale raddoppiò, passò dal 6 al 12%. Ecco, quest'anno la disoccupazione, il calo del PIL è previsto a quasi il 10%, cioè il doppio del 2009, figuratevi cosa succederà sul fronte dell'occupazione. Quindi è evidente che con livelli di disoccupazione elevatissimi aveva un paese a rischio, aveva un paese a rischio tensioni sociali, aveva un paese che rischia di esplodere, e quindi in qualche modo, se non siamo in grado di dare delle risposte subito e immediatamente, possiamo frenare, tamponare la questione, altrimenti rischiamo di perderla di mano, che la cosa ci sfugga di mano e quindi non essere in grado poi di gestirla. Assessore, allora siamo quasi addirittura d'arrivo, se riesce telegraficamente, perché ho un'altra domanda che vorrei fare ad entrambi, telegraficamente non teme che questa operazione della CIG, della cassa integrazione, che ha praticamente accantonato l'intervento delle regioni. Tra parentesi vorrei ricordare che la maggior parte della cassa integrazione è stata assegnata dagli imprenditori, ecco, cioè questo piccolo dettaglio che non bisogna dimenticare. È stata anticipata. Esatto, anticipata dagli imprenditori. Non teme che queste siano prove tecniche di esautoramento delle regioni su certe mansioni? No, in questo caso degli ammortizzatori sociali siamo stati noi a dire questa cosa non è competenza nostra, non paghiamo noi, non è competenza nostra di legge, vedete di non scaricare la responsabilità, quindi assumetevi la vostra responsabilità. Che ci sia poi un tentativo di dire che le regioni vanno per conto proprio è un tentativo più politico che di tipo amministrativo, non sarebbero in grado di gestire oggi la complessità di risposte da dare sul territorio con il riconoscimento di un principio di sussidiarietà. Però c'è in atto uno scontro di sicuro centro-periferia che non ha niente a che vedere con destra e sinistra, perché se nota le regioni... È trasversale. Ecco. Sì, è trasversale. Allora, l'ultima domanda ad entrambi, perché siamo quasi in chiusura. Quali sono secondo voi le categorie che soffriranno di più, i settori che soffriranno di più, e che tipo di pannicello caldo potremmo consigliare loro? Paolo? Io credo che le categorie che saranno più penalizzate nei prossimi mesi saranno la piccola impresa, l'artigianato, il commercio, le partite IVA. Perché guardate, stiamo scivolando in un pericolo grossissimo, che è quello della deflazione. Cosa vuol dire deflazione? Vuol dire, già a maggio si sono già verificati i primi segnali dal punto di vista statistico. Vuol dire che un calo generalizzato dei prezzi dei beni e servizi. La cosa apparentemente può sembrare un non problema, nel senso che se io consumatore vedo i prezzi abbassarsi dico che bene, in realtà non è così, perché nonostante i prezzi si abbassino la gente non acquista, e quindi se la gente non acquista noi abbiamo che i margini di guadagno delle aziende diminuiscono, e se le aziende, nonostante che i prezzi si abbassano, le merci e i beni rimangono negli scaffali piuttosto che nelle vetrine dei negozi, non hanno più la necessità di produrle nuovamente, per cui hanno la necessità di lasciare a casa i dipendenti. E il problema che ha vissuto il Giappone per quasi 20 anni, continua ancora adesso, è quello della trappola della liquidità. Quindi se noi non interveniamo subito, non fra un mese e mezzo, a settembre, quando il governo presenterà il piano di rilancio, ma subito entro le ferie estive, con una grossa iniezione di liquidità alle imprese e alle famiglie, abbassando le tasse, tagliando il cuneo fiscale, dando contributi a fondo perduto, rischiamo praticamente che questo paese non ce la faccia e il livello di disoccupazione rischia di schizzare a 2 cifre, cosa che abbiamo già conosciuto in passato, ma rischiamo di superare enormemente e avere quindi un paese in grossissima difficoltà. Chiudo segnalando che la Germania, che non sono stupidi voglio dire, e tra l'altro non hanno le piccole imprese che abbiamo noi, hanno erogato quasi 50 miliardi di euro solo esclusivamente alle piccole imprese con meno di 10 addetti, con contributi a fondo perduto, per questa realtà arrivano anche ai 15.000 euro. È evidente che, per carità, loro non hanno il debito pubblico che abbiamo noi, ma questo abbiamo visto che adesso con gli aiuti dell'Unione Europea probabilmente il problema non si pone, però nessuno a livello governativo in qualche modo è in grado di dare una risposta che è necessaria, altrimenti rischiamo di una buona fetta del paese di vederla implodere, perché i consumi delle famiglie stanno scendendo, continueranno a scendere, e quindi se noi non alimentiamo la domanda interna c'è un fortissimo rischio che queste realtà in buona parte chiudano definitivamente le saracinesche. Assessore Donazzan, il suo parere? Concordando su tutto,
Soffrirà di più? Sono già dei dati. I giovani avranno meno occasione di entrare nel mondo del lavoro. Evidentemente, se tu devi contrarre il tuo perimetro occupazionale, non assumi, e quindi sono i giovani quelli che soffriranno di più. I settori sono già quelli che abbiamo sotto gli occhi. Io ho un osservatorio del mercato del lavoro che è molto puntuale. Il turismo, la cultura, l'editoria sono quelli che oggi hanno avuto un contraccolpo pesantissimo, ma insomma poi tutti quelli che sono stati elencati mi viene da dire che ne trovo pochi che possano salvarsi. Sugli strumenti, diciamo che questo decreto rilancio non trova grandi visione, ed invece avremmo avuto bisogno, come si diceva, di aiuti importanti per le imprese, proprio aiuti nel senso che dovresti sospendere la tassazione, forse i soldi che ti vengono devono servire per provare a gestire la spesa pubblica che hai. Dall'altra credo che uno strumento come l'ammortizzatore sociale sia vecchio, noi abbiamo bisogno di ridurre il costo del lavoro. Un'importante azienda ieri mi diceva: io ho il mercato cinese che si è fermato i miei stabilimenti in Cina, i miei stabilimenti negli Stati Uniti altrettanto, vorrei poter riportare in patria qualche parte di produzione, però sai, in Slovenia, caro assessore, mi costa la metà il costo del lavoro. Slovenia è qui vicino, quindi c'è anche un tema di costo del lavoro interno all'Europa. Noi continuiamo ad essere un mercato maturo, questo Covid ci ha messo di fronte a un paradigma che è saltato, la libera circolazione delle persone e delle merci, e quindi potremmo anche ragionare di tornare a fare il backshoring o reshoring, come lo chiamano, cioè rientrare per una buona capacità di produzione, ma devo abbattere il costo del lavoro perché così è troppo alto. Va bene usare tutta questa spesa per imporre alle persone di non lavorare, perché l'ammortizzatore sociale ovviamente tu stai sospeso, non lavori e quindi ti do l'ammortizzatore. Io credo che invece dovrebbe essere utilizzato con tutte, insomma, qualche ipotesi di lavoro io ce l'ho in testa, non solo io, proprio per ridurre il costo del lavoro. Se quell'impresa investe in Italia, dimostra di avere un piano industriale che sta sugli investimenti e soprattutto sul dato occupazionale, altrimenti quei consumi interni di cui parlava il rappresentante della CGA non li puoi mica fare lievitare con un reddito di cittadinanza di 450 euro, è la media del Veneto, di coloro che percepiscono questo, ma che consumi vuoi alimentare? Quindi se vuoi alimentare i consumi devi avere un posto di lavoro che ti permette di avere una prospettiva, e noi dobbiamo lavorare per la competitività delle nostre imprese. Il costo del lavoro è uno dei costi più alti. Perfetto, allora caro assessore, costo del lavoro e pressione fiscale sono due temi importantissimi che vorrei poter sviluppare in una prossima puntata di Un Caffè con l'Esperto Live, reinvitandovi, se voi sarete così gentili da accettare il mio invito. Grazie, volentieri. Bene, allora grazie all'assessora Elena Donazzan, grazie a Paolo Zabeo, coordinatore del Centro Studi di Mestre. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie anche agli ospiti precedenti, grazie a voi che ci avete seguito fino ad ora, e io vi aspetto giovedì prossimo, solita ora, dalle 18 alle 19, chiaramente su questa piattaforma. Alla prossima!